Un omicidio sconvolgente, aggredita e uccisa nella notte tra il 20 e il 21 aprile nella comunità dove era direttrice di 6 scuole d'infanzia come volontaria per l'operazione Mato Grosso. A 3 mesi dall'assassinio di Nadia De Munari, la missionaria laica di Schio, 4 persone ieri sono state arrestate. Una svolta nelle indagini che oggi segna un nuovo colpo di scena. I magistrati peruviani, a quanto pare, avrebbero scarcerato 3 donne fermate per l'omicidio, trattenendo solo un ragazzo di 24 anni che avrebbe confessato il delitto. L'arma usata per il brutale assassinio non sarebbe stato un macete, come ipotizzato in un primo tempo, ma un martello che il giovane aveva con sé. Nadia De Munari era morta il 24 aprile scorso in ospedale a Lima dopo 3 giorni di agonia in seguito alle ferite riportate. Una brutta vicenda ancora più sconvolgente per la futilità dei motivi che l'avrebbero causata: il furto di alcuni telefoni cellulari. L'intera comunità scledense aveva tributato l'ultimo saluto a Nadia De Munari a maggio nel palazzetto dello sport Livio Romare, rendendo omaggio alla missionaria che aveva dedicato la sua vita ai bambini dall'altra parte del mondo.